Si parla di riconversione di logistica, di portualità Porto Marghera. Gli ultimi provvedimenti sono una moltiplicazione degli inceneritori e degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali. Tutti dicono non deve diventare la pattumiera, di fatto di quello si parla a ripetizione in questi giorni. Qual è il suo progetto per quell'area? Sono assolutamente contrario agli inceneritori a Porto Marghera e soprattutto a riattivare degli inceneritori che erano stati previsti in funzione delle industrie di Marghera, di Porto Marghera. Oggi che quelle industrie non producono più rifiuti sufficienti, si pensa di utilizzarli, raddoppiandoli, incrementandoli, per prenderci i rifiuti di tutta Europa. Io penso che una scelta di questo genere sia veramente una scelta scellerata, perché perpetua la vocazione, diciamo, di quel posto ad essere una pattumiera. Anche questo io l'ho detto. Io credo moltissimo che si debba procedere ad un recupero non solo ambientale ma anche un recupero socio-economico, cioè rifare una nuova, un nuovo tipo di insediamento. È successo in tanti altri siti d'Europa e del mondo dove si sono recuperati siti industriali e portuali in modo straordinario, splendido, credo che tutti voi sappiate a cosa mi riferisco. Io non vedo perché non possiamo farlo noi. Cosa si può fare lì? Io credo che la zona, diciamo, più vicina al Vega possa essere recuperata alla città, in continuità con il parco di San Giuliano e ricomprendendo anche tutta l'area dei Fili in una riqualificazione urbana, direttamente urbana, che la parte subito dopo, sempre della vecchia prima zona industriale, vada recuperata da attività portuali, di logistica, vada portato lì il porto, anche scalo passeggeri? Anche scalo passeggeri, in una prospettiva che non è da oggi a domani, crediamoci, perché questi sono processi lunghi da fare, recuperando tutta la marittima di Venezia in funzione della città e di una portualità nautico-turistica, non delle grandi navi, ma di turismo nautico di qualità, la parte, rimanendo che sono 2200 ettari, Porto Marghera non è un blocco di casa, la parte rimanente, la parte che non è necessariamente dedicata alla portualità e dalla logistica, quella si può riutilizzare ancora per attività produttive, ovviamente attività produttive compatibili, ecocompatibili. Cosa accade a Venezia di strano? È che questi 2200 ettari non sono dell'autorità portuale, oppure sono in minima parte. La gran parte del porto è privato. Questa è l'anomalia veneziana. Ed è l'anomalia che finora ha paralizzato l'azione delle amministrazioni nel riconvertire quel porto, perché se quello fosse tutto demaniale sarebbe tutto molto più semplice. E io penso alle società di trasformazione urbana, delle società miste nelle quali entrano i privati ed entra il pubblico dando gli indirizzi e dicendo cosa si vuole fare, e il privato mettendo le risorse e individuando quali sono gli obiettivi da perseguire. Questo è l'unico modo che si può perseguire, che si può utilizzare e perseguire degli obiettivi seri, concordati ovviamente con l'autorità portuale, con i privati, con il comune e con gli altri enti preposti. Si parla di Venezia città storica più che altro per evidenti motivi di riduzione della popolazione, anche perché tutto sommato gli interventi residenziali della città di terraferma sono stati notevoli sul corso. La sua controparte diretta, il suo sfidante diretto, si è conquistato titoli di giornale con questa proposta molto forte della vendita del patrimonio immobiliare pubblico agli inquilini. 40 per Venezia ha proposto alla precedente amministrazione
alcuni interventi, uno molto dettagliato sull'area exit dal gas, dimostrando come una certa fascia di popolazione appartenente all'ormai famoso ceto medio, ma che per semplificare insomma rende bene l'idea, cioè le persone che non possono avere accesso alle case pubbliche e che non hanno i mezzi per stare sul mercato, potrebbero, un intervento quindi di carattere privato sostenuto dall'amministrazione con una pianificazione, un intervento sulle aree, potrebbero rivitalizzare quella zona. È un esempio. Del progetto specifico cosa ne pensa? Ma in generale come si inverte la riduzione di residenti della terraferma? La spalata del ministro mi meraviglia che l'ATAR non abbia protestato, perché vorrei vedere se io ti vedessi se tu saresti contenta. Si protesta ovviamente delle cose degli altri. Dopo mi sono dimenticato di chiedergli se i soldi se li prendeva lui o li lasciava l'ATAR, ancorché pochi. La cosa importante per Venezia però secondo me non è soltanto recuperare degli alloggi residenziali per questo ceto medio, che effettivamente è quello che più soffre perché non ha accesso alle case che si vogliono vendere, e quindi dopodiché non so come faranno quelli che avrebbero accesso alle case che si devono vendere, e non ha, e ha difficoltà a prendere sul libero mercato. Io credo che non sia solo questo, sia anche un problema di creare una residenzialità di gente attiva, di persone che non solo vivono ma anche lavorano. Quindi è vero che c'è un flusso positivo di gente che viene a lavorare a Venezia durante il giorno e che quindi magari potrebbero comunque, se favoriti, trovare casa. Ma io credo che un tema importante sia proprio quello di anche creare posti di lavoro, sviluppando le attività legate a quello che è il più naturale come Venezia, che è la nautica, l'incremento di posti barca. Qualcuno potrà far sorridere, ma questa città ha un deficit di posti barca per la nautica enorme. Ci sono richieste da tutto il mondo per portare le barche a Venezia, avremo circa 400 posti barca seri, non di più, con niente se ne possono fare almeno 2000, questi si possono fare con niente, con un po' di pontili galleggianti che costano poco, non impattano nell'ambiente, sono vicini alla bocca di porto, non danno problemi dal punto di vista del nuoto ondoso. Sarebbe una risorsa notevole, perché noi sappiamo che a fronte di X posti barca ci sono Y non posti di lavoro. Un palazzo che in questo momento rappresenta un po' il destino di Venezia negli ultimi anni. Parliamo del Ponte Godin Tedeschi, che è stato al centro di un'attenzione attenta dell'Associazione 40 per Venezia. Cioè un edificio storico che viveva quotidianamente, vive tuttora perché è tuttora sede delle Poste, benché venduto dalle Poste ormai 2 anni fa a edizione property della famiglia Benetton, che è con un grande punto interrogativo che pende sulla sua destinazione d'uso. C'è uno standard pubblico. L'Associazione 40 per Venezia ha fatto vari documenti e fatto pressione anche sul Comune affinché per avere risposte su questo standard pubblico. Non posso che essere d'accordo con voi sul grido d'allarme e sulla preoccupazione che venga gestito. Quindi massima vigilanza sulla destinazione dello standard. Assolutamente, massima vigilanza. Grazie, buonasera.